Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Buonasera, ci troviamo presso il cimitero monumentale di Bonaria, alle nostre spalle la cappella dove riposa la salma di Gigi Riva. Vediamo tutti gli omaggi che sono stati fatti al grande campione, anche quelli del Torino Calcio, ma soprattutto cercheremo di ripercorrere un po' quello che è il pensiero delle persone e i luoghi dove Gigi Riva era di casa. Era doveroso venire qui a rendere omaggio a chi ha dato un contributo così importante per la rinascita della Sardegna, a un grande uomo, un grande giocatore, veramente una persona d'altri tempi e di spessore. Io sono rimasto, è come se fosse, per noi era come un padre, e quindi ci ha insegnato tante cose. E ha fatto sì che la Sardegna uscisse fuori da quel torpore che aveva tanti anni fa, e noi lo ammiriamo come giocatore e come uomo, e ancora siamo increduli, però si dice che il mito vive per sempre, e quindi per noi siamo sicuri che lui viva per sempre e che anche fra 100 anni si parlerà di lui. Questa fa parte dell'immortalità di una persona. Io lo conosco da appena arrivato a casa dagli anni 60 e so di che passo era fatto e come si comportava con tutti. La sua forza è stata anche la sua coerenza, soprattutto. Senza dubbio sì, quello gli ha portato molti punti in alto di altri personaggi che sono, pur per il soldo o per altre cose, se non voglio essere polemico, ma Gigi è un'istituzione, è un sardo nato come se fosse nato in Sardegna, lo sente nel cuore, l'ha sempre sentito, l'ha difeso con tutti, ha avuto anche dei grandi maestri tipo Cenzo Ossoro, tipo professor Siddi, persone che di sport ne masticavano ed erano sempre con i giovani. A una settimana dalla scomparsa di Gigi Riva si sente ancora forte il pathos di questi giorni? Moltissimo, si sente molto la mancanza. È stato un mito, è stato un grande campione.
e la presenza di oltre 30.000 persone ai suoi funerali, ma soprattutto un evento che ha coinvolto tantissime persone anche fuori dalla Sardegna. Beh, è stato un grande giocatore, quando una persona è grande ha lasciato un buon segno, in poche parole, un segno che non si dimenticherà mai, un grande, ce l'ho nel cuore, proprio un mito, un mito. Noi lo guardiamo sempre. Sì, grazie. Sì, finalmente. Un'alternativa. Nel cuore della città, il mercato di San Benedetto, Gigi Riva si sente ancora quello che sono stati questi giorni di cordoglio. Non c'è dubbio, Gigi Riva si è sentito, si sente e si sentirà ancora per il personaggio che è stato, per l'uomo sportivo che è stato, per l'uomo che è stato. Quindi questo mercato, se si può fare una similitudine, deve restare in piedi, perché davvero è preoccupante quello che si sente in giro, e quindi una realtà così grossa per la Sardegna, per Cagliari, ma forse anche per il resto della penisola, non può morire. Quindi auspichiamo che duri in eterno, così come durerà in eterno Gigi Riva lì nel cielo adesso. Io non ho fatto a tempo ad andare allo stadio, perché io sono nato nel 65, quindi quando abbiamo vinto lo scudetto avevo 4 anni, insomma 5 anni, quindi non mi hanno mai portato allo stadio. Però ho giocato con le figurine, quindi per me era il mio idolo, è stato un grande campione, un grande uomo. Grazie Gigi. Oggi siamo qui al mercato di San Benedetto, che è sempre animato, è il cuore della città. Un ricordo di Gigi Riva? Guardi, io ricordo Gigi Riva, che è stato un mio amico, che mio figlio si allenava, cioè era iscritto proprio nella scuola di Gigi Riva, e poi l'ho conosciuto anche personalmente. Gigi è l'unico che io l'ho conosciuto tanti anni fa, e gli ripeto, mio figlio che giocava a pallone è stato molto... nella sua scuola, è nato con la sua scuola. Gigi Riva che ha lasciato un ricordo indelebile e lo lascerà per sempre. Sì, per sempre, guardi, io quando ho visto anche, sono andato alla Camera Ardente, ne sono rimasto commosso, e non solo io, come tutti gli altri che c'erano. Vuol dire un umile eroe, in primis un umile eroe. Poi cosa posso dire? Ben voluto, e l'abbiamo dimostrato, contraccambiato l'affetto, e penso che finché non moriva molti non si rendevano conto del vero valore umano di questo calciatore, che non era solo dovuto al calcio, ma bensì al suo modo di vivere, al suo status quo. Umiltà, un grande eroe. Un sardo che è diventato sardo. Sì, un eroe con il cuore sardo, ma ci mancherebbe. Ha rinunciato a tutto il benessere che le prospettavano negli anni 70, le grandi società, e quindi ha proprio fatto una scelta di vita. Ha sposato modus vivendi dei sardi a questo punto. Penso che sia proprio così alla fine. Un suo ricordo personale? Il mio ricordo personale, avevo 6 anni, grande festa a casa, Coca-Cola e pasticcini, avevo 6 anni, e ricordo le macchine che scorrazzavano per la città. Poi da grandetto sono andato a vederlo. Gigi Riva è un pezzo della Sardegna. Il suo ricordo personale? Il mio ricordo personale, Gigi Riva l'ho visto giocare. Bei ricordi, gli anni tra fine anni 60 e i primi anni del 70, perché poi lui si è ritirato nel 74
dalle scene. Bel personaggio. Bello. Gigi Riva è l'immagine della Sardegna. La sua scomparsa ha fatto attivare un'identità sarda e anche un'identità familiare molto forte. Molto legato, era molto legato lui a questa terra, ma altrettanto noi legati a lui. È un'immagine emblematica, Gigi Riva è Gigi Riva, non c'è niente. Ma non solo a livello isolano, Gigi Riva era conosciuto in tutto il mondo. Però per noi è stato un idolo, ci ha regalato un sogno, ci ha regalato l'unico scudetto che abbiamo vinto. Cioè, per la Sardegna è come i 30 della Juventus per noi, quindi potete immaginare cos'era Gigi Riva, cosa è stato per noi. Ma poi lo stadio, tutte le manifestazioni d'affetto, gli applausi è proprio la scena aperta, cioè 10 minuti di applausi, è stata una cosa immensa. Io purtroppo mancavo perché ero fuori in vacanza quando è deceduto. Se no avrei voluto partecipare. Io ho una certa età e l'ho vissuto proprio, l'ho conosciuto come calciatore. Per molti giovani non è stato così, però nonostante tutto Gigi Riva è conosciuto molto dei giovani, molto. Sì, è stata proprio una cosa tramandata da padre in figlio, l'immagine di Riva. E a conclusione di questo percorso di Panorama Sardo abbiamo cercato di raccogliere quelle che sono state le testimonianze, ma soprattutto il sentimento e le emozioni per Gigi Riva. Ci troviamo adesso in Via Dante, la strada prediletta da Gigi Riva per le sue passeggiate e per salutare le persone. Che ricordo dopo una settimana dalla scomparsa è fortissimo. Sono ricordi indelebili che rimangono, però lui era un grande uomo e mi ha insegnato molto nella vita e mi ha insegnato un motto che lui mi diceva: Thomas, prima dimostra e poi parla poco, cioè prima dimostra chi sei e poi parla sempre poco. Questo era il suo motto. È stato un grande campione. È stato un campione sotto tutti i punti di vista e poi era un campione anche di modestia, perché lui non si è mai esaltato. E quando qualcuno di noi parlava così, dice state calmi, state zitti, perciò è andato via veramente un grande uomo. Il messaggio che è passato in questi giorni è di una grande famiglia, non solo di una regione, ma di tutti quelli che hanno partecipato, non solo al momento di cordoglio, e il messaggio di Nicola Riva è stato veramente di impatto per quanto riguarda il discorso di essere tutti uniti sotto un'unica bandiera. Credo proprio di sì, il discorso di Nicola mi ha anche emozionato e credo che abbia detto proprio tutto, accentrando suo padre, perché io lo conosco da 55 anni, quello che ha detto Nicola è proprio tutto vero. Io cosa aggiungo? Che sarà in paradiso con Gesù e sicuramente lo merita. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Difficile rapporto con le banche?
conta su CNA. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. In un'assemblea elettiva tenutasi al T-Hotel, Confcooperative Provinciale Cagliari ha delineato gli obiettivi da perseguire per il quadriennio 2024-2028 e ha offerto uno sguardo approfondito sulle diverse cooperative che compongono il tessuto imprenditoriale della provincia. Il settore sociale si è confermato campione di crescita con un fatturato di 65 milioni, 37.510 euro, 103 cooperative e 850 soci. A seguire si collocano settori come i servizi, con 34.223.297 euro, 45 cooperative e 430 soci, e le cantine, con fatturato di 27.464.789 euro, 6 cooperative e 1.090 membri. A distinguersi in maniera particolare anche la Banca di Credito Cooperativo di Cagliari, con un fatturato di 221.957.000 euro, una cooperativa e ben 3.055 soci. Rafforzamento sarà la parola chiave del programma del nuovo direttivo, guidato dal presidente provinciale e regionale Fabio Onnis, che pone tra gli obiettivi il consolidamento dei servizi da offrire alle imprese associate, la crescita degli strumenti di sistema e la sensibilizzazione su temi come la sostenibilità ambientale, energetica e del sociale, il potenziamento della collaborazione tra le imprese associate attraverso il rafforzamento e la creazione di filiere diverse che si sostengano reciprocamente. Ed eccoci con Fabio Onnis, confermato sia alla presidenza regionale sia della provincia di Cagliari, un intervento importante dove si è parlato di un futuro che per il mondo della cooperazione prevede un'uscita dal tunnel definitiva. Assolutamente sì, oggi abbiamo 235 cooperative che rappresentano la provincia storica di Cagliari nell'assemblea di Confcooperative Cagliari. Dopo l'emergenza dobbiamo puntare allo sviluppo, dobbiamo rafforzare il sistema cooperativo delle imprese con quelli che io ho reputato essere 4 assi importanti: la formazione specialistica, il management d'impresa, la promozione dello strumento cooperativo all'interno delle istituzioni. Contiamo di essere più presenti in scuole, università e comuni per spiegare lo strumento cooperativo. Questi sono i primi assi su cui noi dobbiamo puntare. L'intersettorialità, ormai dobbiamo uscire dai perimetri delle nostre imprese di un singolo settore di intervento, ma ogni impresa può, attraverso un lavoro di rete, in questo Confcooperative se ne fa asse portante, promuovere iniziative di intersettorialità che garantiscono una maggiore penetrazione dello sviluppo. Confcooperative Cagliari oggi rappresenta una realtà importante, abbiamo un fatturato aggregato che supera i 161 milioni, abbiamo 7.000 occupati e più di 8.000 soci. Rappresentiamo 800.000 abitanti, la vecchia provincia storica di Cagliari. Oggi va in assemblea una parte importante del sistema cooperativo sardo. E qual è la vostra richiesta
a chi siederà a Villa Devoto tra un mese? Ma sicuramente c'è stata una grande incompiuta nella legge quadro sulla cooperazione. Abbiamo lavorato con l'amministrazione uscente, ci è mancato l'ultimo miglio e quindi è intenzione del mondo cooperativo, con la signorità ma anche la determinazione che lo contraddistingue, questa volta usare toni più autorevoli per chiedere che la legge quadro, che era pronta, possa diventare finalmente una realtà che superi una già importante legge che ormai però rappresentava un modello cooperativo antico, quello delle cooperative degli anni 50. Anche perché, come abbiamo visto, la cooperazione sta cambiando. Primo posto assoluto tra i vostri operatori, quelli del sociale. Il sociale rappresenta quasi il 50% della base associativa, abbiamo realtà importanti sociali che hanno raggiunto i 400 occupati, in territori dove altre imprese hanno lasciato. Il sociale è ancora in crescita perché si prende cura delle persone, dalla prima infanzia sino alla terza età, ed è stato un asse indispensabile anche durante i 2 anni che io definisco più difficili nella storia della cooperazione, non solo quelli del Covid. Se non ci fosse stata la cooperazione sociale nelle strutture per la terza età e in ambito anche sanitario, pensate voi cosa sarebbe accaduto. Abbiamo visto poi i grandi numeri delle poche iscritte tra le cantine, ma sono le più grandi, che hanno fatto un fatturato in 6 che è quasi pari a quello del sociale. Assolutamente sì, ci vantiamo con orgoglio di avere delle cantine prestigiose, antiche, è presente da noi la cantina più antica della Sardegna, che è quella di Monserrato, nata nel 1924, quest'anno compie 100 anni, un secolo di vita, ma abbiamo altre splendide realtà, le vorrei nominare tutti, ne cito alcuni: Sant'Adi, Sant'Antioco, Castiadas, ma l'elenco è tanto lungo. Realtà molto importanti che garantiscono dei prodotti di eccellenza che vengono esportati in Italia, ma anche in Europa e nel mondo. Siamo alle conclusioni, Onnis. Adesso mi sposterò a chiacchierare con Riccardo Barbieri e qui parliamo del settore del credito, dove le note sono dolenti. Come sono riuscite le vostre imprese ad affrontare il raddoppio dei mutui? Abbiamo cercato e stiamo cercando di sostenere le imprese con una rete di supporto che spazia dai consorzi FIDI, garanzie che sostengono la cooperativa nel complesso accesso al credito, quindi si fanno da garanti della cooperativa quando vi è la necessità, sostenendo le microimprese con il credito, col microcredito e con le partecipazioni, ma oggi ne testimonia la presenza forte anche col rilancio molto forte delle banche di credito cooperativo, che rappresentano un modo differente, sono parte integrante del sistema confederale, sono un modo diverso di fare banca, è una cooperativa di credito dove i soci eleggono i propri rappresentanti, il proprio consiglio di amministrazione. Sicuramente è solo attraverso un lavoro di rete tra questi attori che si può sostenere l'impresa. Ora ci auguriamo, secondo le ultime stime, che i tassi possano nuovamente scendere, ma le difficoltà sono dietro l'angolo e Confcooperative c'è. Quando parliamo di cooperazione devo assolutamente introdurre il mio amico Riccardo Barbieri, perché con lui parliamo di credito e iniziamo per sapere se questo percorso dell'inflazione sta andando ad arenarsi nel 2024? I segnali macroeconomici, quelli che vedo, quelli che vediamo, sono ancora segnali che inducono prudenza, perché c'è un quadro intanto di non ripresa della crescita e un calo di ragionevole mantenimento di un livello alto dei prezzi, sia pure avendo superato lo shock energetico delle materie prime, però comunque è poi quello che era derivato evidentemente dal conflitto Russia-Ucraina, però siamo ancora in una fase in qualche modo di post-emergenza e questo è stato confermato, come avete visto, anche dall'ultimissima posizione della BCE, che mantiene al 4,50 il livello del tasso di riferimento europeo. Quindi mi aspetto che ci sia ancora per un bel po' di tempo una linea orientata alla stabilità, quindi che sente ancora l'alert dei prezzi,
per cui alla fine, andando poi su quello che sono le dinamiche del credito, purtroppo mantenimento ancora di tassi di interesse elevati. Questo peraltro lo guardavo anche nei giorni scorsi, sta fortemente influenzando l'inversione di tendenza sul credito, sulla domanda da parte delle imprese, anche sull'offerta da parte delle banche, ma molto sulla domanda da parte delle imprese, perché le imprese hanno bloccato la domanda di credito per investimenti, ma anche per fabbisogno di circolante, perché il credito costa molto e vediamo sulla Sardegna, per esempio, già dal primo semestre del 2023 avevamo crescite dell'1-2% su base anno su anno, adesso siamo almeno 4, quasi meno 5% anno su anno, il che vuol dire che c'è un freno, c'è un forte freno perché il denaro costa molto. Dall'altra parte le stesse banche stanno, anche questo è un segnale di attenzione, aumentando la prudenza, perché prevedono una nuova escalation di tassi di deterioramento, di tassi di default, ma i tassi di default purtroppo sono a loro volta legati al fatto che le imprese pagano troppo i mutui, pagano troppo i prestiti, e quindi c'è un circolo purtroppo vizioso e molto delicato da questo punto di vista da monitorare. Ma qual è stato l'atteggiamento degli istituti di credito nel momento in cui il cliente imprenditore si è rivolto alla sua banca e gli ha detto: io questo mutuo che è raddoppiato non ce la faccio a reggerlo? Ma la banca fondamentalmente comincia ad avere e ad assumere delle decisioni sul rapporto col cliente e sul credito quando ci sono dei segnali cosiddetti andamentali negativi. Devo dire che purtroppo le regole prudenziali, le regole di vigilanza sono abbastanza strane e anche spesso paradossali. È difficile prevenire. Chi oggi va, naturalmente con questo non voglio criticare le regole, perché sono regole fortemente orientate alla stabilità, però oggi chi si preoccupa che tra 6 mesi potrebbe non pagare la rata che ha sempre pagato e chiede una riprogrammazione, per esempio un allungamento di durata che consentirebbe a quel punto di pagarla, per le regole europee va a finire in una categoria di rischio trasversale che ha un termine inglese, per cui viene gestito da settori di credito anomale, non di credito ordinario, quindi viene messo in una quarantena. È una situazione paradossale, perché quell'imprenditore effettivamente si sta preoccupando di continuare ad essere in bonis, ad essere un buon pagatore. Questo non è consentito e comunque la sua preoccupazione, quindi una richiesta preventiva di rimodulazione del suo debito, rischia di essere sanzionata. È paradossale, però purtroppo le banche devono obbedire a queste regole e quindi questo è un po' l'approccio. Purtroppo i segnali, quindi tutto quello che poi si fa nei confronti dell'imprenditore si fa dopo, quando i buoi sono già scappati in larga parte, quando il credito è già incagliato, ci sono peggio delle situazioni ancora più serie, allora a quel punto la banca agisce, deve agire per tutelare la sua posizione. Purtroppo sto citando e sto sintetizzando delle regole che però, ripeto, a monte non è che sono regole fatte per penalizzare l'economia, sono regole fatte per difendere la stabilità. Nella difesa della stabilità ci possono essere anche effetti, si parla di prociclicità e di anticiclicità delle misure di politica economica, effetti anche perversi, ma questo è il sistema. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna.
Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Scopri le fette biscottate speciali Cellino. Latte e miele, cioccolafette e fette di bosco. Tutte senza lattosio e in comode monoporzioni da 4 fette. Per una fetta sempre biscottata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Grazie all'impegno del gruppo di azione locale del Sarrabus Gerrei Tregenta e Campidano di Cagliari, al via 10 nuove start-up. È cresciuta soprattutto l'imprenditorialità femminile grazie ai servizi innovativi a sostegno del turismo sostenibile, della ricettività extra-alberghiera e rurale. La mission del GAL SGT prevede il rafforzamento della filiera connessa al tema cibo nel territorio, l'ospitalità e la valorizzazione dei prodotti tipici grazie all'aiuto economico di 2 bandi. I risultati del progetto Nuova Imprenditorialità nelle aree rurali, le start-up nel territorio del GAL SGT sono state illustrate nel corso di un evento patrocinato dal Comune di Gesico, che ha ospitato a Casa Schirru gli attori del percorso di sostegno nelle nuove iniziative di lavoro. Buonasera, siamo a Gesico per una presentazione del GAL SGT, GAL, gruppi di azione locali, SGT, Sole, Grano e Terra, ma non solo, ce lo facciamo raccontare dal presidente Antonino Arba. Il nostro GAL diciamo che Sole, Grano e Terra, ma soprattutto Sarrabus Gerrei Tregenta, che sono Campidano di Cagliari, che sono le 3 zone impegnate all'interno che fanno parte del GAL. Sono 19 comuni. Fino adesso, da quest'anno, con la nuova programmazione, saremo 21 comuni, perché siamo riusciti a far entrare all'interno del GAL come beneficiari eccetera anche il comune di Sant'Andrea Frius e il comune di Ortacessus, che erano già nel territorio, però per tutta una serie di motivi erano esclusi dai bandi. Oggi state presentando le start-up che avete creato qualche tempo fa, 10 nuove aziende locali per evitare anche lo spopolamento. Esatto. Effettivamente oggi per noi è anche una giornata importante, perché presentiamo 10 start-up, quindi di giovani imprese eccetera, che si sono costituite con il nostro finanziamento e che sono già in attività, il che vuol dire che c'è la possibilità in questo territorio che i giovani possano creare impresa e quindi evitare anche lo spopolamento. Non solo, ma proprio oggi è uscito un nuovo bando, sempre per start-up, e quindi speriamo che ci siano altri giovani eccetera, che decidano di stare qui eccetera. Per noi oggi, vi ripeto, è veramente una giornata importante, perché tutto sommato il lavoro che abbiamo fatto in questo periodo comincia a darci buoni frutti, oltre che i finanziamenti per altri bandi tipo B&B eccetera, che sono nati e che stanno nascendo con i nostri finanziamenti. Però il fatto di queste nuove imprese sicuramente è un qualcosa che ci riempie di gioia, ma anche ci dà coraggio. È la spinta per continuare, perché riusciamo veramente a portare avanti questo tipo di lavoro. Anche con la prossima programmazione abbiamo già presentato il nostro progetto per la prossima programmazione e anche qui speriamo che ci siano altre
imprese giovani che rientrano. È uno degli obiettivi che ci siamo proposti anche per la nuova programmazione. Allora, è un'opportunità per tutti, specialmente per i giovani. Sappiamo benissimo che c'è una difficoltà in questo territorio per sostenere nuove attività imprenditoriali, però questa è un'occasione unica e spero che, che i giovani e la popolazione risponda, la popolazione del territorio ovviamente, del territorio del Galles, e quindi aspettiamo, sono fiducioso, insomma. Jessica, in particolare la città, dalle 7 chiese, la Sagra della Lumaca, Sant'Amatore, una cultura identitaria sarda molto forte. Quanto è importante che i giovani restino legati non solo ai paesi ma anche a questa cultura? Beh, è fondamentale che i giovani credano in un progetto di sviluppo che noi come amministrazione comunale stiamo proponendo. Non solo chi viene a Gesico si rende conto del miglioramento anche dal punto di vista architettonico del paese, anche questa casa è un simbolo di come si possa pensare al futuro e soprattutto si possa pensare a valorizzare le nostre risorse, in questo caso culturali, architettoniche, ma fondamentalmente anche archeologiche. Abbiamo il nuraghe di San Sebastiano con la chiesetta in sommità che comunque ci identifica, eccetera, e il nuraghe è proprio dentro il paese. Abbiamo raggiunto la dottoressa Giuseppina Cireddu, direttore generale dell'assessorato all'agricoltura. Quanto è importante presentare questi eventi con le start-up che prendono forma? Allora, intanto è importante far conoscere le opportunità che il programma di sviluppo rurale offre a chi vuole fare diversificazione nelle aree interne della regione. I bandi finanziati con la misura 19 del programma di sviluppo rurale sono tra i pochi bandi che vanno a intercettare una microimprenditorialità delle aree interne, finanziando anche con misure che coprono l'intero fabbisogno di chi vuole avviare l'attività senza bisogno di una quota di cofinanziamento. Questo aiuta sia ad evitare lo spopolamento, che purtroppo è qualcosa che è presente qui in Sardegna in modo molto forte, ma allo stesso tempo fa capire che ci può essere uno sbocco soprattutto nel territorio di nascita. Sì, allora il valore aggiunto del leader e dei gruppi di azione locale è che non ci si limita solo alla leva finanziaria per fare politiche contro lo spopolamento nelle aree interne, ma vengono finanziate anche azioni di sistema, azioni di rete, azioni e progetti finalizzati a far crescere la cultura imprenditoriale di chi opera nelle aree interne, e a queste azioni importanti di sistema si affianca poi la leva finanziaria costituita dai bandi dei GAL. Quindi da un lato si finanzia l'azienda, dall'altro gli si offrono dei percorsi per aiutarla a stare sul mercato e a decidere poi di restare, a vivere nel proprio paese senza doversi trasferire. Una delle start-up alla quale è stato assegnato questo bando del GAL è Riconnettiamo. Di cosa si tratta? Riconnettiamo consiste nel creare dei percorsi itinerari in bicicletta che collegano le realtà virtuose della Sardegna. Si partirà qui dalla zona del GAL SGT e poi si espanderà in tutta la Sardegna. Quindi è un'occasione, grazie al lavoro duro che ha fatto il GAL, di dare valore alle attività del territorio. Quindi sarà un percorso che si svolgerà in? Allora, sono vari tipi di percorsi, possono essere ad anello o itineranti. Quello che uscirà, però questo è ancora un'anteprima, non lo posso dire, sarà un percorso di una settimana, declinabile poi anche di più o di meno in base alla disponibilità delle persone. Un'altra start-up tutta sarda è Antes. Di cosa si tratta? Antes è acronimo di Archeologia, Natura, Turismo Esperienziale e Sostenibile. È una start-up che si occupa di servizi di archeologia, turismo e marketing, quindi promozione e servizi per gli enti pubblici e per le aziende. Una comunicazione virtuale ma nuova, ce n'è bisogno? Assolutamente, infatti il taglio della nostra azienda punta molto sul multimediale, per cui realizziamo qualsiasi tipo di prodotto come modelli 3D, virtual tour, mappe interattive, ogni tipologia di prodotto che in maniera multimediale possa sponsorizzare un determinato bene culturale, naturalistico o dare anche un servizio per le imprese, come ad esempio un tour virtuale della propria azienda.
Com'è stato partecipare a questi bandi e arrivare fra i primi? Beh, sicuramente è stata una bella sfida, una sfida che ci ha visto molto coinvolti. Noi siamo 3 soci. È stato, diciamo, anche un qualcosa di diverso dai soliti bandi che siamo abituati a vedere, e grazie a questa tipologia di servizio noi possiamo comunque portare nel territorio un qualcosa di innovativo e alla portata degli enti pubblici o appunto dei privati. La sede della vostra azienda è tutta sarda? Assolutamente, la nostra azienda ha sede proprio qua nel comune di Gesico. Abbiamo deciso di investire in questo piccolissimo comune per dare nuova linfa vitale e soprattutto per valorizzare il grandissimo patrimonio archeologico e culturale di questo piccolo paese. Abbiamo raggiunto la direttrice del GAL SGT, Sole, Grano e Terra. Ci racconta un po' i dati di queste nuove 10 start-up? Sì, sono 10 nuovi imprenditori e imprenditrici che hanno avviato delle attività appunto all'interno del territorio Sarrabusgerè, Tregenta e Campidano di Cagliari. L'età media è 39 anni circa, quindi abbiamo nuove opportunità all'interno del territorio che possono finalmente far sì che le persone restino nel territorio e non si spostino, creare oltretutto un indotto collegato, perché uno dei principali obiettivi di questo bando era la creazione di reti di sistema tra gli imprenditori, i nuovi imprenditori e le reti, diciamo, di imprenditori esistenti. Quindi questa è una bellissima occasione per ritrovarci qua, raccontarci e guardare al nuovo bando che uscirà la prossima settimana e contemporaneamente guardare alla nuova programmazione dove esisteranno nuovi finanziamenti per le start-up esistenti e le nuove start-up che verranno. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Nessuno lotta per la tua impresa? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Sardegna Resiste è il nome della lista presentata negli spazi della Manifattura Tabacchi di Cagliari. Alla guida del partito la segretaria nazionale dei Rossomori Lucia Chessa, candidata alla presidenza della Regione Sardegna per le elezioni del 25 febbraio. Il nostro è proprio è un'azione di resistenza la nostra rispetto a ciò che viene di nuovo proposto ai sardi. Noi siamo nel panorama attuale di questa competizione elettorale l'unica reale novità. Tutto ciò che viene presentato è una
ragazzi. No, tanto tagliamo, non siamo in Tagliamo diretta. dopo, sì. Non siamo in diretta. Allora, io ho un problema, no? Che tu mi metti davanti a 2000 persone, io sto tranquilla, eccetera. Poi mi metti... È normale, è normale, succede. Ma l'importante è che si possa tagliare. Infatti. Non siamo in diretta. Ecco, ciò che viene proposto ai sardi non è nuovo. I danni provocati dall'amministrazione regionale di destra sono sotto gli occhi di tutti. La Sardegna è stata devastata, ma anche la proposta che viene dal centro-sinistra non è nuova. Quella frammentazione, quella spaccatura è assolutamente finta. I due schieramenti, quello che ha candidato presidente Renato Soru e quello che ha candidato presidente Alessandra Todde, sono il rovescio della stessa medaglia. È necessario invece che i sardi abbiano a disposizione una alternativa e io penso che noi possiamo seriamente rappresentare quella proposta nuova. Durante la presentazione si è parlato di emergenza democratica per questa legge elettorale. Allora, questa legge elettorale io non vorrei eccedere nel linguaggio, però mi permetto di definirla per quello che è, cioè una carognata che il Consiglio regionale nel 2013 ha giocato ai sardi. Hanno messo a punto nel 2013 centrodestra e centrosinistra assieme, d'accordo in quella circostanza, hanno messo a punto un sistema per cui blindano chi è oggi forte all'interno dei palazzi del potere ed escludono ogni pensiero alternativo, azzerano la ricchezza di pensiero che c'è in Sardegna e pretendono di ridurlo a quel bipolarismo finto che danneggia tutti quanti. La legge elettorale sarda è una vergogna. Chi l'ha votata è un analfabeta democratico e occorre che i sardi conoscano il nome e il cognome di quei 73 consiglieri regionali che nel 2013 l'hanno votata. Uno di questi lo posso fare io, uno di questi nomi. Renato Soru ha votato questa legge elettorale. Non l'ho ancora sentito parlare di riforma della legge elettorale, non so se ha cambiato idea, non so cosa ne pensa, ma una legge elettorale che riduce, cioè pone davanti alle formazioni nuove l'alternativa: o ti trasformi in importatore d'acqua, se no muori, è una cosa che non si può accettare e noi siamo qui anche per questo, per dire che esistiamo, laddove loro ci vogliono morti c'è un pensiero che invece è vivo, esiste ed è capace anche di mobilitare energie per presentarsi alla competizione elettorale, nonostante il ginepraio di ostacoli che questa legge elettorale pone davanti alle piccole formazioni. Per noi è già un risultato essere qui, poi io non so dove. Grazie. Quali sono i vostri principali punti programmatici? Guardi, la Sardegna si trova in una condizione che veramente ci sono l'imbarazzo della scelta, sicuramente un intervento deciso sul piano della sanità, ripristinando il diritto dei sardi ad avere un medico, ad avere accesso in maniera decente ad una visita specialistica, ad avere una guardia medica, ad andare in un pronto soccorso ed essere soccorsi in situazioni di emergenza. Quindi sicuramente la sanità, rimediando agli errori clamorosi di cui nessuno assume responsabilità, che sono stati fatti negli ultimi 10 anni. E sapendo anche quanto è difficile, perché
la situazione della sanità in Sardegna è a un punto di non ritorno, secondo noi, è in mano ai privati, tutto il sistema pubblico è stato destrutturato ed è stato purtroppo anche destrutturato il sistema di formazione dei medici e del personale sanitario, e questo è incredibile. Infatti quando sento parlare di nuovi ospedali o delle case della salute, qualcuno dovrebbe chiedere a questi qui: sì, ma dopo cosa ci metti dentro questi nuovi ospedali? E noi ci siamo presentati anche per questo, per porre queste domande che non sento invece poste in modo forte e chiaro come meritano. C'è la questione dei trasporti. C'è stato un grande menare il camper Laia con la battaglia per il riconoscimento dell'insularità, per l'introduzione dell'insularità, del principio di insularità in Costituzione, come se nella nostra Costituzione non ci fossero già tutti affermati, tutti i principi che servono per dire che all'interno di uno Stato i cittadini hanno diritto alla mobilità. E invece un menare, il camper Laia, tutti d'accordo, introduciamo il principio di insularità in Costituzione. Il risultato è che non è mai stato così difficile entrare e uscire dalla Sardegna come in questi mesi. Altre questioni, la questione dell'assalto dei signori del vento e del sole alle nostre risorse, con investimenti favolosi, con investimenti che preannunciano guadagni favolosi dai quali la Sardegna sarà completamente esclusa. E anche qui ritorno alla questione della responsabilità. Chi ha la responsabilità di una situazione in cui i comuni e la stessa regione sono completamente espropriati dalla possibilità di dire alcunché sul dove, come, quando installare questi impianti? E allora queste responsabilità esistono, sono del governo Conte e del governo Draghi, e anche personaggi che oggi vediamo in Sardegna lamentarsi di questo esproprio di possibilità di decidere sono collusi con le forze, anzi sono stati protagonisti in qualche caso in primo piano, protagonisti di primo piano nel determinare la situazione attuale. Ed è profondamente scorretto adesso venire a lamentarsi delle conseguenze delle proprie scelte politiche, dimenticando appunto la propria responsabilità. Ed eccoci nella veranda di Manifattura Tabacchi a parlare di turismo e di un progetto che il mio amico Enrico Napoleone vorrà proporre a chi sarà padrone di casa a Villa Devoto. Parliamo di turismo, parliamo di affitti brevi, parliamo di una Sardegna che negli ultimi 10 anni ha profondamente cambiato il suo modo di fare vacanze e di proporre vacanze. Sì, esatto. Più che fare vacanze nel senso tradizionale del termine, la mia idea nasce dalla constatazione che è cambiato proprio il mondo, non solo in Sardegna, è cambiato il mondo e sicuramente la pandemia ha contribuito a questo. Quindi dal 2020 in poi ci sono molte più persone che possono lavorare da remoto, quindi persone che tedeschi, inglesi, scandinavi, anche italiani che comunque hanno la possibilità di lavorare da remoto. Sono sempre più diffusi i cosiddetti nomadi digitali, cioè quelli che hanno un lavoro proprio che può essere svolto completamente da qualsiasi posto del mondo. Ci sono ovviamente anche i pensionati che
come dire, ormai si va in pensione soprattutto nel nord Europa, ma anche in Italia, a un'età che consente poi comunque un orizzonte di vita lungo, di una vita attiva, quindi persone che comunque possono essere interessate, anzi sono interessate a uno stile di vita diverso rispetto a quello che per questioni climatiche, ma non solo, il loro luogo di residenza gli propone. Quindi la constatazione è questa fondamentalmente. Io sono convinto, sono sempre stato convinto e oggi ne sono ancora più convinto che la Sardegna potrebbe vivere solo di turismo, e per turismo intendo dire anche gli affitti, chiamiamoli brevi, in realtà non sarebbero necessariamente così brevi perché potrebbero essere anche permanenze di settimane, per non dire qualche mese, diciamo, nelle stagioni, chiamiamole morte, della Sardegna, quindi parlo dei mesi da novembre fino a marzo compreso, cioè 5 mesi, dove la Sardegna offre la sua vera natura in tutti i sensi, offre una vivibilità che è sicuramente migliore rispetto a quella di luglio e agosto, e però allo stesso tempo è semideserta. Bastano 2 numeri secondo me per identificare quello che voglio dire. Anzi, diciamo dico 2 numeri per 2 settori diversi. Parlando degli affitti brevi, quindi parlando appunto degli affitti venduti tramite i portali internazionali, quindi parlo di Airbnb, Booking, TripAdvisor, nelle case, quindi nelle abitazioni, a gennaio, in un giorno medio di gennaio, in Sardegna ci sono 660 persone che occupano le case vendute dai portali internazionali. Queste stesse abitazioni a luglio e agosto ospitano 45.000 persone mediamente al giorno. Quindi già si vede che un potenziale di almeno 45.000, perché 45.000 hanno trovato posto, viene utilizzato in misura irrisoria. Altro dato che sempre descrive in qualche modo lo stesso tipo di situazione: nel 2023 sono andato a guardarmi i giorni in cui in Sardegna sono arrivate più persone e meno persone. Il giorno in cui in Sardegna sono arrivate meno persone, tra aeroporti e porti di tutta la Sardegna, è stato il 17 gennaio 2023, sono arrivate 8.300 persone. Il giorno in cui in Sardegna sono arrivate più persone è stato il 19 agosto, ne sono arrivate 115.000. Quindi il concetto qual è? La Sardegna, lo vediamo anche nelle giornate di adesso, nei giorni della Merla, per dire, oggi arrivando qui ho incontrato il trenino turistico, c'erano qualche turista, loro erano con la t-shirt o con la polo a maniche corte. Ovviamente per noi, come dire, sarebbe inconcepibile adesso a quest'ora, però comunque è significativo, mentre a casa loro magari, cioè dove vivono loro, mi riferisco quindi a Nord Europa, magari ci sono 2 gradi, 0 gradi, sotto 0, 6 gradi, il cielo grigio, piove. Queste persone qui ovviamente potrebbero decidere di trascorrere periodi più o meno lunghi in Sardegna se solo gli venisse proposta la Sardegna nella dovuta maniera. Chiaramente la nostra posizione attuale, la posizione della Sardegna qual è? Che la Sardegna viene proposta in questo caso parliamo sempre degli affitti brevi, viene proposto dai portali internazionali che non hanno interesse a spingere una destinazione piuttosto che un'altra. Airbnb che venda in Australia, che venda ai Caraibi, che venda in Sardegna, in Spagna o dovunque, non gli cambia niente, la loro commissione rimane sempre la stessa. Ovviamente accompagnano in qualche modo la domanda di chi vuole prendere una casa in affitto. Ma a questo punto, Napoleone, che cosa bisogna fare per incentivare questi affitti brevi in Sardegna? Allora, il punto è proprio questo. Io sono convinto che solo un'iniziativa che in qualche modo parta dall'amministrazione regionale, quindi deve essere un'iniziativa che per le possibilità legislative, per le possibilità diciamo di incentivazione fiscale e per anche una credibilità verso l'esterno, debba necessariamente avere alle spalle
il pubblico, pur ovviamente consapevole di tutte le carenze che l'organizzazione pubblica può avere. Quindi la mia idea qual è? Che la Regione Sardegna dovrebbe prendere in mano quello che è il patrimonio immobiliare della Sardegna, prendere in mano nel senso verificare quali proprietari possono essere intenzionati ad affittare le proprie case, che già sono un numero consistente visti i numeri realizzati nei mesi di luglio e agosto, classificare, catalogare queste abitazioni per definirle le caratteristiche, incentivare chi entri nel circuito. Ovviamente deve essere un'incentivazione che non si trasforma in un lucro per chi affitta, quindi deve essere un qualcosa che vincola chi prende un eventuale incentivo che può essere rivolto al miglioramento energetico della casa, alla manutenzione, che può essere come dire, finanziato con una riduzione tutto alla luce del sole, quindi tutto fiscalmente regolare. Assolutamente tutto fiscalmente regolare, come peraltro ormai è fiscalmente regolare anche nelle piattaforme internazionali, perché sia Airbnb che Booking sono tenute, a questo punto hanno fatto degli accordi con l'Agenzia delle Entrate italiane, per cui dichiarano esattamente tutti gli affitti che loro hanno venduto attraverso proprietari italiani, quindi diciamo che non sfugge nulla. La differenza qual è? Le differenze quali sono? La prima è che una iniziativa svolta così dalla Sardegna, che dovrebbe anche in qualche modo realizzare, proporre e promuovere un portale che non si sostituisce sicuramente alle piattaforme internazionali che comunque continuerebbero a esistere, ma che in qualche modo è focalizzata più sulla Sardegna, quindi dovrebbe essere un'alternativa che spinge solo la Sardegna. Il punto di forza di questa piattaforma sarebbe, oltre ovviamente al fatto che è destinata alla Sardegna, che la gestione delle commissioni che le piattaforme internazionali richiedono per la presenza sui loro portali, che va dal 15 al 18%, in qualche modo verrebbe annullata o rimarrebbe a vantaggio in qualche modo dei proprietari, in qualche modo degli ospiti e in qualche modo della Sardegna. L'altro aspetto è che la Sardegna, avendo diritto al 70% del gettito delle imposte sul reddito, ovviamente avrebbe un vantaggio facilmente calcolabile di quelli che sono i risultati di questa iniziativa. Bene, abbiamo esaurito il nostro tempo, grazie Enrico Napoleone. Grazie. A questo punto andiamo con la linea alla regia e dopo parleremo di inflazione e di sanità con due report della CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani. A tra poco, grazie Napoleone. Grazie a voi, grazie. Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Difficile rapporto con le banche? Conta su CNA. CNA, l'Associazione degli Artigiani e delle Imprese Italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it.
Setrand, settore ecologia. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Siamo negli uffici della CNA, la Confederazione Nazionale degli Artigiani, con Francesco Porcu e andiamo ad analizzare gli ultimi 2 report. Partiamo da quello del fine settimana che riguarda la sanità e vede la Sardegna al 4º posto in Italia, precedere la Campania, la Calabria e la Basilicata, ma sicuramente in una situazione di grande difficoltà. In testa alla classifica vediamo Veneto, Trentino, Alto Adige. Situazione difficile. Molto difficile, molto complicata. Il report è un approfondimento che noi abbiamo fatto su dati CREA e quindi su un paniere di indicatori molto ampio e fotografano una condizione disastrosa del nostro sistema sanitario, sia da un punto di vista della qualità dei servizi che della dotazione sanitaria. Come ridiceva, siamo al 4º posto per efficienza appunto e per dotazione dell'intero sistema. I dati proiettano una condizione che ci dice che su alcuni importanti indicatori, e li indichiamo nel nostro rapporto, la strada da fare è davvero molto ampia per assicurare un sistema di prestazioni che raggiunga e si allinei alla media di quelle nazionali. Sottolineati un particolare, il 12,3% dei sardi rinuncia a curarsi. Questo è il dato più preoccupante, ma viene dopo, ne indichiamo alcuni, solo l'1,7% degli anziani riceve delle prestazioni domiciliari integrate. Abbiamo una percentuale del 15% dei sardi che hanno esperienze ospedaliere, che si dichiarano davvero poco soddisfatti della qualità del servizio che viene loro offerto. E poi, come lei ricordava, il dato più preoccupante è che la percentuale più alta tra tutte le regioni italiane, il 12,3% dei sardi che rinuncia alle cure. E qui le ragioni sono diverse, i costi, le lunghe liste d'attesa, quindi siamo di fronte a una condizione preoccupante che ci dice che una fetta significativa della popolazione isolana rinuncia alle cure, quindi a un diritto fondamentale costituzionalmente protetto quale quello alla salute. Nella classifica generale abbiamo esordito, siamo 4º, ma c'è una situazione in cui ci ritroviamo addirittura al penultimo posto e riguarda la possibilità di avere accesso alle cure specializzate. Su questo particolare ambito siamo praticamente penultimi e abbiamo, così ci dice l'approfondimento del report, 2,8 posti letto su ogni 10.000 abitanti. E quindi una condizione davvero molto pesante che ci dice che soprattutto negli ultimi 5 anni c'è stata una regressione nella qualità del servizio e nell'offerta che viene fatta alla cittadinanza. Una curiosità, all'ultimo posto in questa speciale classifica non è una regione del sud, ma l'Umbria. Adesso andiamo a vedere la qualità del servizio, la soddisfazione del cliente delle strutture sanitarie. E qui ci troviamo in quale posizione, Porcu? Beh, anche qui siamo, diciamo, penultimi, abbiamo una condizione in cui c'è una percentuale davvero molto alta, siamo intorno al 15%, come dicevo, dei nostri concittadini che hanno delle esperienze ospedaliere, che significa delle degenze ospedaliere, che si dichiarano davvero poco soddisfatti, quindi con una qualità del servizio che non li soddisfa. È molto strano che poi in questa classifica troviamo al primo posto tra gli insoddisfatti il Trentino, che era una regione di grande qualità.
Sì, c'è da dire anche questo, che ovviamente noi commentiamo dei dati che però generalmente ci dicono che il nostro sistema sanitario tutto, anche nelle regioni diciamo più efficienti, negli ultimi 5 o 6 anni ha conosciuto ovviamente dei picchi di qualità sempre più bassi. C'è un arretramento, i dati nazionali ci dicono che sulla sanità stiamo investendo sempre di meno e quindi questa condizione che riguarda la soddisfazione dell'utenza registra picchi di insoddisfazione anche nelle regioni che un tempo erano, come dire, all'avanguardia, quali ad esempio il Trentino, la Lombardia, il Piemonte. I dati poi del Covid, la condizione con cui versa la sanità diciamo territoriale ci dicono che i livelli di insoddisfazione crescono e che riguardano un po' tutte le regioni italiane, ma il caso sardo è quello più emblematico perché qui c'è una regressione vera e propria rispetto agli ultimi 5 o 6 anni. Chiudiamo con la sanità e parliamo dell'effetto inflazione sull'economia dell'isola. L'analisi che facciamo è fatta ovviamente per valutare quali sono gli effetti prodotti dall'inflazione e quali le cause anche che ovviamente poi hanno prodotto questi elementi diciamo di preoccupazione, quindi la stretta monetaria. C'è stata, è indubitabile, chi nel corso di quest'ultimo biennio, ma soprattutto nell'ultimo anno, si è rivolto in banca per ottenere un credito, chi ovviamente ha comprato casa si è accorto della crescita ovviamente dei tassi. In qualche caso addirittura al raddoppio. Abbiamo un raddoppio, abbiamo costi che sono anche, come dire, triplicati. Quindi l'inflazione poi ha eroso ovviamente il potere d'acquisto e ha reso assai più basse le disponibilità economiche delle imprese, ma anche dei lavoratori e delle famiglie, come noi indichiamo nel nostro report. Nel vostro report comunque c'è uno spiraglio che ci porta a essere ottimisti verso gli altri mesi del 2024? Ma l'indagine che presenteremo nei prossimi giorni, compiuta su un campione significativo di imprese artigiane, di piccole imprese, per quanto riguarda l'aumento dei prezzi e i costi della produzione, ci dice che sono stati nell'ordine del 33,5% nel 2023, ma le imprese si attendono un analogo incremento anche nel 2024. Il dato che commentiamo riguarda ovviamente, fotografa quanto accaduto e quindi ci dice che nel corso dell'ultimo biennio mediamente in Sardegna abbiamo avuto un'inflazione più alta, soprattutto su un paniere di voci che sono significative per la spesa familiare, quali sono ad esempio trasporti, quali sono energia e tutto il sistema della casa. Sappiamo anche che nell'ultimo biennio il monte salari si è ridotto del 2,1%, il che significa che su ogni dipendente occupato ha avuto una disponibilità economica che si è ridotta di circa, noi stimiamo in circa 1.800 euro all'anno, un dato più che doppio rispetto al dato nazionale. Così come rispetto al periodo pre-pandemico abbiamo una contrazione del reddito delle famiglie nell'ordine del 5,7%. Se torniamo indietro al 2010, in Sardegna abbiamo meno 14%, quindi siamo in doppia cifra, un dato più che doppio rispetto a quello nazionale. Tutto questo ci dice che c'è una minore disponibilità economica e quindi diminuiscono i consumi e questo produce un indebolimento del sistema economico. Il dato che riguarda la diminuzione del reddito è dello 0,9%. Questo è il dato del 2022, dello 0,9%, a livello nazionale abbiamo avuto una contrazione dello 0,3%, significa un terzo, però sono altrettanto veri i dati che riguardano la disponibilità di reddito delle famiglie che dal periodo pre-pandemico 2019 oggi si è ridotta del 5,7%, il 14% è dal 2010 a oggi contro un 6,2% a livello nazionale, quindi anche qui una misura più che doppia. Poi se guardiamo ovviamente la prospettiva
La prospettiva ci dice che siamo di fronte a una condizione di assoluta incertezza. Gli elementi geopolitici, le guerre in Medio Oriente, la guerra in Ucraina, quanto sta avvenendo intorno al canale di Suez, i problemi che sono legati ovviamente alla movimentazione delle merci, alla libertà di navigazione, stanno creando dei problemi e quindi siamo in una prospettiva di grande incertezza, anche se tutti ci auguriamo che il fenomeno inflattivo prosegua in una condizione di stabilizzazione e che ci si avvicini a quel famoso 2% che è il dato su cui lavorano le grandi banche centrali, e nelle prossime settimane ci auguriamo che i tassi vengano accompagnati progressivamente a una discesa. Diversamente per famiglie e imprese ci troveremo di fronte a un anno, il 2024, che sarà ancora pesante sotto questo profilo. Abbiamo parlato di problematiche che hanno portato all'inflazione, alla crescita dei prezzi, però noi ci ritroviamo al terzo posto come aumento dei prezzi al consumo in Italia. Questo è il dato che riguarda l'ultimo biennio 2022-2023. I costi alla produzione, i prezzi al consumo. Noi siamo la regione che oggettivamente tra le regioni dove questa dinamica... Influisce i trasporti in questo caso? Influiscono soprattutto i trasporti, sono gli elementi che riguardano, diciamo, l'insularità, che hanno un'incidenza, diciamo, molto forte e quanto ovviamente è accaduto anche rispetto alla capacità che noi abbiamo di far viaggiare quindi persone e merci a costi che siano ovviamente competitivi. E il report si chiude con questa constatazione che riguarda il settore artigiano in particolare, dove nel corso del 2023 è stato registrato un aumento del più 33,5%. Sì, l'aspettativa delle imprese è che ci sia un incremento analogo anche sul 2024, anche in ordine agli elementi di incertezza che abbiamo richiamato. Siamo alle battute finali della trasmissione, poi ci sposteremo a Palazzo Civico, a Palazzo Baccaredda per la presentazione di un libro. Porcu, abbiamo fatto un appello anticipato, un appello a chi sarà il padrone di casa prossimo 21 dopo il 25 di febbraio a Villa Devoto. Abbiamo avuto l'appello di De Pascale per quel che riguarda Confindustria, la scorsa settimana quello di Bertolotti per Confcommercio. Qual è l'appello che farete al nuovo Presidente? Noi stiamo organizzando e prima delle elezioni, quindi del 25 di febbraio, organizzeremo un evento con i candidati presidenti e in quell'occasione ovviamente presenteremo i punti programmatici e gli elementi che per noi devono essere messi al centro dell'azione politica nella prossima consigliatura e che ovviamente sono tutti elementi funzionali a risolvere le grandi criticità che storicamente noi abbiamo, e quindi temi dello sviluppo, della programmazione, dei trasporti, delle infrastrutture e tutto ciò che serve a rendere e a creare un ambiente che consenta ovviamente alle imprese di poter crescere, consolidarsi e reggere una sfida competitiva che è sempre più agguerrita anche alla luce delle grandi novità, perché l'economia ormai muove per salti tecnologici molto spinti. Sappiamo che la transizione ecologica, la rivoluzione digitale imporranno una rivisitazione assai profonda del modo di fare politica, di fare amministrazione, e quindi la necessità di un recupero di efficienza su tutti questi ambiti che sono la precondizione per poter posizionare su un sentiero di crescita e di modernizzazione anche la nostra isola.
Cofimer, consorzio di garanzia collettiva Fidi, dal 1977 a sostegno del terziario. Il partner migliore nella ricerca di finanziamento più adatto a voi e nella trattativa per ottenere un fido alle migliori condizioni. Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Nel cuore della Sardegna esiste un luogo dove natura e bellezza si incontrano. È qui che nascono i vini della cantina Suentu. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Meno scartoffie e più efficienza? Conta su CNA. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Tutto inizia da un amore. Le farine, i mangimi, la pasta, le fette biscottate, la distribuzione e l'ospitalità. Dal 1953, Gruppo Cellino. Non c'è limite ai sogni. Siamo la più grande industria tipografica della Sardegna. Dall'81 stampiamo tutte le tirature, su tutti i supporti e con le tecnologie più avanzate del settore, garantendoti elevatissima qualità e la più totale dedizione e cura. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMA. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo in chiusura di trasmissione ed è un momento in cui parliamo di un libro, semplicemente Lino, la favola cagliaritana di Lino Bistrussu, da Garzone di Villanova ad Alternos di Sant'Efisio. 174 pagine che ci raccontano che cosa? Ci raccontano lo spaccato della mia vita, quelle che sono le mie origini, visto della mia famiglia, del mio percorso professionale, del mio percorso, chiamiamolo da volontario, da sportivo, da alternos, un po' tutto, proprio è il racconto dei i miei primi 75 anni. Qualcuno ha scritto i miei primi 40 anni, io i miei primi 75. Garzone di Bottega a che età? A che età? 10 anni e mezzo, stavo finendo la quinta elementare, io sono un pioniere delle scuole serali, sono un quinta elementare rimandato. E che cosa facevi a 10 anni e mezzo? A 10 anni e mezzo lavavo per terra, prendevo il carrello e andavo a prendere alla stazione i pacchi con il carrello e lavavo per terra e i vetri, una sorta di uomo delle pulizie, ragazzo delle pulizie. Il salto di qualità a quanti anni?
Beh, direi che praticamente c'è stato il mio primo salto, è stato quando sono entrato nella ditta Larcovarese, tanto non esiste più, perciò si può fare, è stato lì che è stata un po' la prima grossa infarinatura della mia vita. Poi nel 78, quando con mio fratello Sergio abbiamo fatto un po' il salto con la Casa dello Sport, che eravamo tutti e due commessi, e poi abbiamo tentato questa avventura grazie anche a Efisio Mazzei, che ci ha dato la fiducia, perché noi in effetti avevamo poche garanzie, però abbiamo dato la fiducia che era la nostra serietà, la nostra voglia di lavorare, e lì c'è stato chiaramente l'esplosione, come tutti sanno, Casa dello Sport, punto di riferimento per lo... Ma la domanda è questa: come si fa da commesso ad acquistare il più grande negozio di Cagliari? Ma infatti non l'abbiamo acquistato, infatti ho detto prima, sulla fiducia. Praticamente a Mazzei abbiamo dato delle cambiali che io non ho firmato, che ha firmato solo mio fratello, e così lui sulla fiducia, perciò io gli sarò eternamente grato di averci dato questa fiducia, ci ha dato questa fiducia e abbiamo fatto, lavorando mediamente 15-16 ore tutti i santi giorni, con grande difficoltà. Io ho quasi abbandonato, io facevo l'arbitro, facevo il guardialine in C e praticamente ho abbandonato perché non potevo più seguire. Quando in quegli anni, noi siamo della stessa generazione, si facevano i saldi e li faceva la Casa dello Sport, la fila iniziava da Piazza Repubblica e arrivava al semaforo di Via Alghero. Il problema è questo, è che spero che i miei colleghi non me ne vogliano, ma i nostri erano saldi seri, nel senso che non facevamo mica distinzioni e così via, noi mettevamo tutto, chiuso la sera, alle 9 di mattina iniziava i saldi, e questo diciamo che ci ha premiato questa nostra politica. Era anche un momento di boom economico. Sicuramente sì, c'era anche un boom economico, però già in quel periodo c'erano anche altri negozi che comunque non riuscivano a fare la fila che riuscivamo a fare noi, perciò non è che vorrei sembrare presuntuoso, qualche merito ce l'abbiamo avuto. In questo libro si parla poi di un passaggio alla politica, quando è maturata questa vocazione? Ma più che vocazione è stato, mi era stato chiesto anche prima, quando avevo il negozio, ho detto ragazzi, siccome sono molto impegnato con il negozio non posso dedicarmi. Nel momento in cui mi divido con mio fratello avevo un po' più di tempo libero, ho detto vabbè, e perché non provare? E abbiamo provato, perché per me la politica è spirito di servizio, io mi occupo anche di volontariato e perciò uno deve essere al servizio della gente, della comunità. Anche per restituire, perché io credo di essere un fortunato che la città mi ha dato la possibilità di fare quello che spero di aver fatto, e bisogna restituire alla città. Un lungo viaggio, un lungo percorso di tanti anni nel mondo dello sport, con la federazione, come ispettore della FIGC. Sì, in effetti adesso tuttora un incarico che ricopro, che è quello della Procura federale, perché io ho passato da arbitro, ho passato da atleta, perché ho fatto atletica leggera, insomma gli sport li ho fatti un po' tu, sono uno sportivo più scarso ma uno sportivo, e tuttora ho questo incarico federale, perché chiaramente arrivi a una certa età, devi fare gli sport da scrivania, non più con le scarpe, anche se continuo a praticare lo sport a livello amatoriale. Il volontariato, questa passione nel tempo libero. Il volontariato è una cosa che pensi di dare ma ricevi. Si potrebbe chiudere con 2 parole: ricevi più di quello che riesci a dare, perché ti rendi conto di quanto sei fortunato e ti rendi conto perché qualche volta purtroppo trovi qualche persona che conosci e lo trovi lì. Perciò ti arricchisce, ti dà veramente tanto. Ripeto, io dicevo sempre, prima di iniziare vado in banca verso 1000, quando finisco il volontariato, il servizio e così ritrovo 10.000, ho fatto un investimento da 1000 a notte. Stanno per partire i titoli di coda, una curiosità: in queste 174 pagine ti racconti ai giovani come una persona che è partita dal fondo e piano piano è riuscita a scalare la società. Eh sì, io infatti dico che tutto è possibile, siccome nel mio io c'è scritto nulla è impossibile, non si può fare, non esiste, io ci provo, poi magari non ci riesco, sono un pochettino testato nel bene e nel male. Che cosa consiglieresti al nostro telespettatore giovane? Quali di tutte le strade che hai fatto percorrere per prima?
Ma io dico che qualunque strada, l'importante è che uno si metta una meta. Uno dice io voglio arrivare lì, che sia lo sport, il volontariato, lo studio, qualunque cosa, devi andare, devi non pensare che qualcuno te lo debba dare, perché ci sono gli eletti che quelli che gli danno tutto perché nascono in certe situazioni, ma altrimenti devi metterti un traguardo e persistere. Tanto troverai sicuramente gli ostacoli, però vaci perché tanto poi ci arrivi. Panorama Sardo, in collaborazione con Cofimer, il primo consorzio di garanzia collettiva Fidi a sostegno del terziario, in Sardegna. Suentu, vini nuovi da terre antiche. Fratelli Cellino, la qualità è emozione. CNA, l'associazione degli artigiani e delle imprese italiane. Grafiche Ghiani, l'esperienza di una vita, l'innovazione più avanzata. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna.